Il passaggio di Caronte, l'anticiclone che dall'Africa si sta estendendo su tutta l'Europa meridionale, entra nel vivo in questi giorni portando temperature record anche sulla nostra regione, in particolare su Padova, dove già lo scorso 10 luglio si era registrata la temperatura record di 36 gradi. Nei prossimi giorni vedremo salire probabilmente ancora la temperatura di poco, perché ormai i valori molto elevati sono stati raggiunti già nella giornata di ieri, domenica. Vedremo comunque salire le temperature ancora probabilmente di 1 o 2 gradi fino ai giorni centrali della settimana. Afa e umidità saranno 3 giorni di fuoco per i padovani, con le temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Una prima boccata di aria più fresca è attesa per mercoledì, annunciano gli esperti del servizio meteorologico di ARPAV Teolo. È prevista una inversione di tendenza dai giorni centrali della settimana, probabilmente a partire da mercoledì con qualche prima pioggia, poi giovedì un po' più significativa, anche con un abbassamento termico. Non sarà un abbassamento particolarmente significativo, nel senso che perdere 3-4 gradi partendo da 38-39 gradi, 37-39 gradi sulla pianura, vederli scendere a 34-36 gradi non sarà un cambiamento radicale, però sicuramente una boccata d'aria rispetto a quello che al periodo particolarmente caldo di questi primi 3 giorni. Un'estate molto umida rispetto a quella del 2022, caratterizzata dalla siccità. Rimarchevole invece rispetto all'estate scorsa è il fatto che quest'estate patiamo di più il caldo, perché è un caldo decisamente molto più umido, mentre l'anno scorso abbiamo visto che, un po' complice la carenza di precipitazioni, un po' anche perché la circolazione determinata dalle strutture bariche in quota portava aria decisamente più secca rispetto a quest'anno, quindi la differenza risiede anche un po' in questo. Stiamo subendo più afa e meno caldo, usualmente definito caldo torrido, come nel 2022.